Come unità di fegato, Liver Unit è un'unità di fegato, abbiamo sentito la necessità di fare una sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti delle malattie di fegato, di cui si parla forse troppo poco. E quindi abbiamo cercato di organizzare una presenza in Piazza Bra, con la possibilità di fare anche degli esami, ossia si potrà fare un'ecografia, un fibroscan e, ancora più importante, un dosaggio degli anticorpi per l'epatite C, perché l'eradicazione dell'epatite C è uno dei goal dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dovrebbe riuscire a eradicare questa epatite per il 2030, e in Italia e nel Veneto in particolare noi siamo molto indietro. Il secondo target che noi abbiamo è la problematica della obesità e quindi della steatosi epatica del fegato grasso e dell'alcolismo, in particolare dei giovani, e qui c'è un problema di uso dell'alcol, del vino eccetera eccetera, quindi c'è un problema di educazione sanitaria. Se ne parla poco perché è una malattia che ha un'incidenza non altissima come altre malattie. I primi tumori sono il tumore al colon, il tumore al polmone, il tumore alla mammella. Il fegato è al quarto posto e ci sono regioni come il Veneto dove c'è un'incidenza abbastanza elevata. Questo può essere legato anche a degli stili di vita correggibili. I fattori di rischio sono alcol, obesità, fumo e tutti i fattori di rischio evitabili. Poi ci sono delle condizioni di malattia come il diabete o malattie metaboliche che possono esporre a rischi maggiori. L'importante in queste popolazioni è aumentare la sorveglianza, cioè fare un controllo della situazione epatica con esami del sangue, ecografia, come in tutta l'oncologia, fondamentale la diagnosi precoce. Allora, se io riesco a fare una diagnosi precoce di queste malattie al fegato, riesco ad applicare tutte le cure con risultati eccellenti. Allora, non solo la chirurgia, noi qui a Verona facciamo un'intensa attività chirurgica sui tumori del fegato, ma anche l'oncologia, le chemioterapie, ci sono chemioterapie nuove con risultati molto promettenti, l'immunoterapia, terapie genetiche e la prevenzione. Questo è fondamentale. Un tumore di piccole dimensioni nella gran parte dei casi si può risolvere con risultati eccellenti. Trovarlo in stadi avanzati ci mette in una condizione dove i risultati non sono buoni.